perché a volte i sogni diventano realtà e questa volta lo diventano grazie al Bella Festival! Buonasera a tutti, benvenuti, finalmente ci siamo, sesta puntata di questa nostra prima edizione del Bella Festival. Buonasera a tutti voi che in questo momento siete collegati sul canale 814 del Digitale Terrestre, buonasera anche a voi che ci state ascoltando tramite radio e buonasera anche a tutto il fantastico pubblico che questa sera è qui insieme a noi. Benvenuti come sempre, anche oggi puntata ricca, artisti che si esibiranno con le loro canzoni, con le canzoni classiche, cantanti ovviamente più giovani che come sapete non sono in gara e artisti invece che sono in gara. Subito do il nostro numerino per votare gli artisti in gara, il 388 8292 885. Mi raccomando, un voto per numero di telefono, va bene sia messaggino normale che messaggino tramite WhatsApp. Allora andiamo subito con i dovuti ringraziamenti. Voglio subito ringraziare l'Oratorio San Filippo Neri in via Teatro Greco che ci ospita tutti i lunedì, perché come sapete il lunedì sera siamo in diretta, quindi grazie sempre. Ringrazio anche le nostre riprese video, la Fotostyle di Davide Musumeci e Nuccio Fuselli, alle camere Davide Musumeci e Christian, il nostro service, la Colossal di Salvo Spampinato, la nostra ovviamente unica e sola SOS Band Orchestra, grazie sempre ragazzi, buonasera. Dopo vi vado a salutare singolarmente. Poi ringrazio anche l'autore Francesco Spartà, regia e tecnico video il nostro Sogni, assistente regia Alberto Giuffrida, direttore artistico Angelo Mauro, l'assistente di studio e direttore marketing Milena Lombardo. E poi arriverò anche a loro ovviamente i nostri giurati. Buonasera giurati, penne e carpette nelle mani e ringraziamo subito Salvo Iraso, buonasera, Filippo Zinna, buonasera, Luigi Bulla, buonasera, Eleonora Ficocello, buonasera e Pippo Ursino, buonasera. Questi sono i giurati della serata. Lo facciamo un applauso per iniziare come si deve questa nostra sesta puntata del Bella Festival. Siamo pronti, oggi abbiamo anche degli ospiti, come sempre del resto tutto questo succederà tra poco. Intanto direi che siamo pronti subito ad iniziare con il primo artista della serata e si inizia con un brano attuale, scritta da Valerio, Io sono qui, canta Valerio. Riderà bene chi riderà per ultimo, questo lo dicevi sempre tu, ed ora mi ritrovo solo, e così che stai ridendo tu. Tu non credere al destino, questo lo dicevi sempre tu, ed io con quella convinzione ora sono qui a parlare ancora di te. Io sono qui a parlare da solo nel buio senza di te, ma sì, oramai tu si cagnata, non tu porti la fa free, rinda il occhio
ci sei più. Io sono qui a parlare da solo nel buio senza di te, ma sì, oramai tu sei cagnata, non ti porto da mo fa soffrire, rinda l'occhio veganata, che stava attenta a me, mi ha strappato l'amore tu senza d'ora, volassa così, e non ti scordare mai chi sei, ora che non sei dentro i giorni miei. Rinda l'occhio veganata, che stava attenta a te, mi ha strappato l'amore tu senza d'ora, volassa così, a così. Ed abbiamo aperto ufficialmente questa nostra sesta puntata proprio con Valerio, il brano attuale. Io sono qui. Vi ricordo sempre il 388-8292-885, il numero telefonico che potete utilizzare per fare i vostri voti. Mi raccomando, potete iniziare a votare solo durante la diretta. A questo punto però siamo giunti ad un artista che non è in gara. Questa sera si esibirà con il brano classico O Saracino canta Gioele. Te nu capito riccio riccio, l'occhio brigando solo in faccia, ogni figliolo s'appiccia, so vedo passa là. Una sigaretta e bocca, una mano rinda sacca, e se ne va a spacciarsi per tutta la città. O Saracino, o Saracino, belle guaglione, o Saracino, tutte femmine fanno innamorare. Che bello faccio, che bello cuore, sa per fa amore, e malandrino, e tentatore, su guardato per fa innamorare. E una bionda saponera, e una bruna si innamora, e veleno che la vita. Chi sto femmino che ne fa? O Saracino, belle guaglione, o Saracino, tutte femmine fanno innamorare. O Saracino, belle guaglione, o Saracino, tutte femmine fanno innamorare. E una bionda saponera, e una bruna si innamora, e veleno che la vita. Chi sto femmino che ne fa? O Saracino, belle guaglione, o Saracino, tutte femmine fanno innamorare, tutte femmine fanno innamorare, tutte femmine fanno innamorare, tutte femmine fanno innamorare.
Abbiamo sentito il brano classico cantato da Gioele o Saracino e adesso invece si continua con le votazioni perché tocca ad un artista che appunto è in gara con il brano attuale Lasciami provare, scritta da Francesco D'Aleo, canta Francesco D'Aleo. Come fai a te trattenere? Ti capisco, ma non ti fa vincere dall'orgoglio che tu piglia schiaffa ancora. Ti tieni stretto e non ti faccio amare. Dimmi come fai a te fa vincere? Lascia perdere, non ti voglio più sentire. Ho sentito già abbastanza, sono stanco di capirti, di ascoltarti. L'amore è un'altra cosa, non è oppressione, torniamola qua. Voglio darti tutto quello che non ti ho mai dato. Non mi fai provare, dammi un'opportunità, non ti fai amare, tieni paura. Si asciuga una storia e tu si fatta male, lasciami provare. Fare così, ti prego fornire, niente a parte le tue ossessioni. Guarda avanti, prenditi tutto il tempo necessario. Io t'aspetto e non fare così, ti prego basta così, sei più bella quando fai la stronza. Ho sentito già abbastanza, voglio altro, voglio baciarti, assaporarti. L'amore è un'altra cosa, non è oppressione, fermiamola qua. Voglio darti tutto quello che non ti ho mai dato. Non mi fai provare, dammi un'opportunità, non ti fai amare, tieni paura. Si asciuga una storia e tu si fatta male, non siamo tutte uguali, o vuoi capire, non ne ha fatto così. Ti prego guardami, fatta ma fammi provare. Ti faccio vedere che non è come pensi, ti voglio bene, non me vera. Ti voglio bene. L'amore è un'altra cosa, non è oppressione, torniamola qua. Voglio darti tutto quello che non ti ho mai dato. Dimmi come fai a te trattenere, ti capisco, ma non ti fa vincere dall'orgoglio che tu piglia schiaffa ancora. Lasciati andare. Lasciati andare. Hai paura che ti possa ferire, non mi fai provare, dammi un'opportunità, non ti fai amare, tieni paura. Si asciuga una storia e tu si fatta male, lasciami provare. E questo era il brano attuale Lasciami provare, cantata proprio da Francesco D'Aleo. Abbiamo ascoltato in questa nostra prima parte anche Nico Mirabile, no scusatemi, anche Valerio con il brano attuale Io sono qui. Questi sono i due primi artisti che abbiamo sentito in gara, oltre ad aver sentito Gioele con il brano classico Saracino, che come sapete appunto non è in gara. Quindi potete tranquillamente votare, sempre il 388 8292 885. Ma adesso che cosa succede? Succede che vi voglio andare a presentare la nostra SOS Band, nonché la nostra SOS Orchestra, che non li ho considerati, ragazzi, vi presento adesso, quindi mettetevi belli comodi, voglio un applauso bello forte per la nostra SOS. Allora iniziamo subito dalle ragazze ai violini, facciamo un applauso per Lidia Randis e Lidia Corso.
Grazie ragazze sempre. Alla chitarra, buonasera, Carmelo Filogamo. Alla batteria, Nino Aramini, buonasera. Al basso, lui, Gaetano Cosentino, il nostro Zorro. Per poi giungere alle tastiere il maestro Tuccio Calogero. Grazie sempre alla nostra SOS Band, o come piace chiamarla a me, la SOS Orchestra. Allora, vi avevo appunto annunciato che questa puntata sarebbe stata ricca di tanti ospiti e soprattutto ricchissima di tante sorprese. Facciamo un cambio di scaletta? Fatemi capire se facciamo un cambio scaletta. No, mi dicono no. Mi dicono no? Fatemi capire, il bello della diretta è anche questo, quando succedono queste cose. Va bene, rientriamo tra pochissimo, ci fermiamo un solo istante, andiamo in pubblicità, ma voi non mi muovete da lì. Cosa c'è? Il boss dei prediciottesimi. Mi raccomando, non perdetelo. Il boss. Davide Musumetti. Boss dei prediciottesimi. C'è un posto dove stare in compagnia e gustare nuovi sapori. C'è un posto dove ci si può ritrovare tra amici per festeggiare eventi importanti. Etna Bar. Etna Bar. Etna Bar. Etna Bar. Totalmente rinnovato. 2 piani per accontentare grandi e piccini. Al primo piano Etnalandia, la sala giochi e feste per bambini. Al secondo piano l'elegante sala Etna Ricevimenti 3.38. Etna Bar, colazione, tavola calda, pasticceria, pizzeria e tabacchi. In via Galermo, Catania. 095 744 1134. Aperto 24 ore su 24. Tavola calda, €1. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. La panineria che volevi, adesso c'è. Panineria America, un luogo d'incontro dove sfamarsi con gusto e soprattutto con prodotti di qualità. Puoi personalizzare il tuo panino scegliendo fra numerosi condimenti. Delizia il tuo palato. Panineria America vi attende con le sue tentazioni. A Catania, in via Duca degli Abruzzi 65C. E servizio wifi per navigare gratuitamente in internet. Oppure richiedi il tuo panino a domicilio. Ti verrà consegnato in vaschetta per conservare la fragranza e l'integrità. 095 092 5756. Panineria America. Vi promettiamo il piacere. Vi assicuriamo la qualità. Tra i profumi, colori e sapori tipici della Sicilia, le dolcezze prendono forma. Gelato e salato, pasticceria, gelateria e tavola calda, golose colazioni e pasticceria di alta qualità. La tavola calda per una saporita pausa pranzo e per una sfiziosissima cena. I maestri pasticceri di gelato e salato vi attendono con le loro prelibate produzioni e le torte di alta pasticceria. Servizio catering con specialità dolci e salate di ogni tipo. A Catania, Viale Mario Rapisardi 565, telefono 095 21 63 617. Gelato e salato, l'arte che si tramanda. Club Moda. Tutti i nuovi arrivi primavera-estate. Club Moda illumina il tuo guardaroba con capi colorati di allegria e vivacità. Fai le giuste scelte per rinnovare il tuo look. Scegli l'abbigliamento di Club Moda. E se vuoi sentirti veramente speciale, scivola nella splendida e vasta collezione di abiti da cerimonia di Club Moda. Tutto ciò che non hai mai immaginato e molto altro ancora. Tutti i nuovi arrivi con i prezzi convenienti di sempre. Club Moda a Mister Bianco, Polo Commerciale. A Siracusa, Viale Zecchino 159 e a Lentini, Via Garibaldi 139.
E ben ritrovati, siamo pronti per iniziare questa nostra seconda parte di questa nostra sesta puntata del Bella Festival. Grazie sempre a tutti voi che ci seguite, che siete sempre insieme a noi e che state vivendo appunto questa bellissima esperienza insieme a noi. Vi ricordo che la finale di questa prima edizione del Bella Festival avrà qualcosa di diverso, non ci troveremo qui, comunque sentirete la pubblicità anche in radio perché stiamo organizzando qualcosa di molto molto bello. A questo punto, come ogni puntata, siamo arrivati ad un momento molto importante, come tutta la puntata del resto. Ho il piacere questa sera di avere qui un grande artista 30 anni di grandi successi, 30 anni di carriera, si è partiti da Un ricordo d'estate, siamo giunti oggi all'essenza, sicuramente tutti avete capito di chi stiamo parlando. Con grande piacere accogliamo qui lui, Gianni Celeste! Buonasera, ciao Mary, buonasera Gianni, benvenuto. Grazie. Un grande piacere averti qui sicuramente questa sera insieme a noi. Allora, 30 anni di successi, 30 anni di carriera, è bello, è 31 anni, è un bel numero. Sì. Siamo giunti adesso al nuovo album, L'Essenza, che è uscito da pochissimo. Sì, è uscito da qualche mese e che devo dire? Devo dire che mi sta dando tante soddisfazioni. E il pubblico... È quello che ogni artista desidera dalla propria carriera. Lavoro. E certo, è questo, anche perché quando tu canti sempre delle cose fantastiche, quindi insomma il pubblico non può far altro che amarti e amare le tue canzoni come è giusto che sia. Io adesso non ti rubo più tempo perché qui abbiamo tanta gente che ti vuole sentire, ti vuole vedere e quindi ti lascio in questo fantastico Stasera palco. però voglio fare qualcosa di diverso, Sì. visto che di solito canto sempre le mie canzoni, voglio iniziare con un classico Sì. che voglio dedicare a tutti i telespettatori. Va bene, grazie. Gianni Celeste. tramontano e noi vorrei citare loro due mascelle resta mamma senza tenere coraggio fammi che indifferentemente tanto sanaccio che sono per te non so più niente e dammi sto valere non aspettare mai che indifferentemente se tu vuoi macere non ti dico niente. E rivedo pure mentre mi scippa vita che sto cuore non sento più dolore e non tengo più lacrime fammi che e
e dammi sto veneno, non aspettare ma indifferentemente se tu m'accidi non ti dico niente. Grazie. E indifferentemente io perdo a te. Grazie. Strano che nato giorno tu non mangi insieme a me. Solite scuse, non torno a casa, faccio tardi amore mio. Da lontano, non dire che sto scomparendo appresso a te. Proprio noi che sono una carezza, non mondo è breve vita. In un attimo non sembra niente, tu una foglia che sto mano tempo. Chiamarmi amore, non tiene senso se non metto cuore, so che stasera, che non accetto che sta situazione, io soffro ancora, dicendo basta ormai a prendere. Decide tu oppure ci pensi proprio stasera. Chiamarmi amore e poi fa finta di facciamo amore. Non è normale, tu ma contenta fredda con me. Non sono scemo, io me ne accorgo quando gusto in mano. Mi sfiore e sedere da me la mano. Come davanti a me piano piano sotto sti mangiare. Siamo creduti a questa storia che io potevo immaginare che può fare me. Mi dispiace ma mi sono stancato di vivere così. Quando sento solo c'era attorno e non trovo calore. Mi domando che ci faccio chiamare, ma l'ho tutto senza ci pensare. Chiamarmi amore, non tiene senso se non metto cuore, son che stasera, che non accetto che sta situazione, io soffro ancora, dicendo basta ormai a te prendere. Decide tu oppure ci pensi proprio stasera. Chiamarmi amore e poi fa finta si facciamo amore. Non è normale, tu ma contento freddo con me. Non sono scemo, io me ne accorgo quando gusto in mano. Mi sto restando da me la mano. Come davanti a me piano piano, cosa se non so amore. Mi sto restando da me la mano. Come davanti a me piano piano.
sotto stella di sole, stella di sole. Che meraviglia. Era Gianni. Chiamarmi amore dal mio Esatto. ultimo disco. Bellissima, bellissima, cioè stare seduta ed ascoltarti è una cosa meravigliosa. Grazie. E devo dire anche che il classico cantato è stato, come dire, la ciliegina sulla torta. Io non lo faccio mai, però stasera ho voluto fare qualcosa di diverso e mi sono divertito. E credo anche che sia piaciuto tantissimo anche al pubblico. Lo spero. Questa è la risposta da Grazie. parte loro. Allora, noi comunque ci rivediamo Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo e ascolteremo ancora Ok. altre 2 canzoni. Grazie a dopo. Gianni Celeste, grazie. Quante emozioni durante questa sesta puntata. Devo dire che, insomma, sono davvero tantissime ed ancora non avete visto niente perché ancora qui la puntata è ricca e piena di tante emozioni. E la prossima emozione arriverà sicuramente con il... Mi preparo la valigia, sento già la tua mancanza, so che tu ci starai male mentre parto per lavoro. Beh, non piangere, ti prego, ci sentiamo ogni secondo. Sappi, amore mio, che non ti abbandonerò. Dai, se vuoi partiamo insieme, io voglio solo te. Non dubitare, sai, io non ti lascio mai. Sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. Amore mio, starai vicino a me. La tua testa sul mio petto, accarezzo la tua pelle, tieni stretta la mia mano, stammi ancora più vicino. Dai, sorridi amore mio, io con te ci sto da Dio. Non pensare a niente perché adesso andiamo via. Dai, se vuoi partiamo insieme, io voglio solo te. Non dubitare, sai, io non ti lascio mai. Sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. Amore mio, starai vicino a me. Se vuoi partiamo insieme, io voglio solo te. Non dubitare, sai, io non ti lascio mai, sei tutto ciò che ho e mai ti scorderò. E dai, partiamo insieme.
E questo era il brano attuale cantato da Ivano, Adesso vado via. Vi ricordo che già in gara abbiamo ascoltato anche Valerio con il brano attuale Io sono qui e Francesco D'Aleo con il brano attuale Lasciami provare. Questi sono i tre artisti che sino adesso abbiamo ascoltato in gara, mentre invece abbiamo anche ascoltato Gioele con il brano classico O Saracino, che ovviamente non è in gara ma che come sapete è presente in tutte le puntate del Bella Festival. E adesso si ritorna ad un artista che non è in gara ma sarà presente in tutte le varie puntate. Con il brano classico Tu vuoi fare l'americano canta Gabriele Giuffrida. Porto canzone con uno stemma redo, una cupponella che vi si risato, passe scampagnando per Toledo, con mano papà per fa guardare. Tu vuoi fare americano, 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 senta me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, modo siete disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, se da me non ci sta niente a fa. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'americano, fa l'America. Come devo capire che devo bene, se tu ne parli mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo a dialogo più. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, modo senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, sienta me, non ci sta niente a fa. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, sienta me, non ci sta niente a fa. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Uè! Scusate, ma è d'obbligo? Ui! Lo devo fare sempre, tutte le volte, tutte le volte. Abbiamo ballato insieme a Gabriele Giuffrida e il brano classico Tu vuoi fare l'americano. Uè, uè. Allora, a questo punto mi sa che è arrivato il momento di un'altra pausa. Sì, mi sa proprio di sì. Fermi lì, non vi muovete perché il Bella Festival ritorna tra poco. Cosa c'è? Il boss dei prediciottesimi. Mi raccomando, non perdetelo. Il boss. Davide Musumeci. Boss dei prediciottesimi.
C'è un posto dove stare in compagnia e gustare nuovi sapori. C'è un posto dove ci si può ritrovare tra amici per festeggiare eventi importanti. Etna Bar. Etna Bar. Etna Bar. Etna Bar. Totalmente rinnovato. 2 piani per accontentare grandi e piccini. Al primo piano Etnalandia, la sala giochi e feste per bambini. Al secondo piano l'elegante sala Etna Ricevimenti 3.38. Etna Bar, colazione, tavola calda, pasticceria, pizzeria e tabacchi. In via Galermo, Catania. 095 744 1134. Aperto 24 ore su 24. Tavola calda, €1. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. La panineria che volevi, adesso c'è. Panineria America, un luogo d'incontro dove sfamarsi con gusto e soprattutto con prodotti di qualità. Puoi personalizzare il tuo panino scegliendo fra numerosi condimenti. Delizia il tuo palato. Panineria America vi attende con le sue tentazioni. A Catania, in via Duca degli Abruzzi 65C. E servizio Wi-Fi per navigare gratuitamente in internet. Oppure richiedi il tuo panino a domicilio. Ti verrà consegnato in vaschetta per conservare la fragranza e l'integrità. 095 092 5756. Panineria America. Vi promettiamo il piacere. Vi assicuriamo la qualità. Tra i profumi, colori e sapori tipici della Sicilia, le dolcezze prendono forma. Gelato e salato, pasticceria, gelateria e tavola calda, golose colazioni e pasticceria di alta qualità. La tavola calda per una saporita pausa pranzo e per una sfiziosissima cena. I maestri pasticceri di gelato e salato vi attendono con le loro prelibate produzioni e le torte di alta pasticceria. Servizio catering con specialità dolci e salate di ogni tipo. A Catania, viale Mario Rapisardi 565, telefono 095 21 63 617. Gelato e salato, l'arte che si tramanda. Club Moda. Tutti i nuovi arrivi primavera-estate. Club Moda illumina il tuo guardaroba con capi colorati di allegria e vivacità. Fai le giuste scelte per rinnovare il tuo look. Scegli l'abbigliamento di Club Moda. E se vuoi sentirti veramente speciale, scivola nella splendida e vasta collezione di abiti da cerimonia di Club Moda. Tutto ciò che non hai mai immaginato e molto altro ancora. Tutti i nuovi arrivi con i prezzi convenienti di sempre. Club Moda a Mister Bianco, Polo Commerciale. A Siracusa, viale Zecchino 159 e a Lentini in via Garibaldi 139. Finalmente è arrivato! Mickey Car, l'autonoleggio che mi soddisfa sempre. Auto sicure e pulite, immediata disponibilità e prezzi convenienti. Mickey Car, alta qualità di noleggio su tutto il territorio di auto, moto e furgoni di piccola e grossa cilindrata, anche per cerimonie. Mickey Car di Francesca Spinale e Michele Di Mauro. A Montepalma in via Lineri 24. Info 095 587 6865. Per un servizio di noleggio altamente efficiente, Mickey Car. SHGS Honda Integra a partire da €30. Il ristorante al Nuovo Mulino presenta La pazzia di Antonello. Mangia catipassa. Menù a €20. Ristorante al Nuovo Mulino, un posto davvero speciale. Eleganti sale e terrazza estiva per banchetti, ricevimenti, feste particolari o semplicemente per gustare la pizza più buona. Fuori dal caos cittadino, a Tre Castagni in via Mulino a Vento 48, ristorante al Nuovo Mulino. 095 780 70 36. Aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Vieni a provare Fulmine, la nostra specialità a base di carne. Da oggi la patata ha un solo nome: Patatì. Adattabile a tutte le preparazioni, ricca di benefici. Patatì la trovi nei migliori punti vendita. Rivenditore autorizzato per la Sicilia: Fortunato Fruit. Mercato ortofrutticolo, box 69 Catania.
Strepitoso! PN Serramenti a Gravina di Catania in via Gramsci offre sconti del 30% su 600 modelli di porte interne, finestre, infissi in alluminio e verande a taglio termico, lavori in ferro ed in più potrete usufruire della rottamazione dei vostri vecchi infissi o verande e la consegna dei lavori è immediata. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42 095 75 45 338. PN Serramenti, stile, design e massima professionalità. Cittadella Calzature! Cittadella Calzature! Wow! Cittadella Calzature! Da quando mia moglie ha scoperto il 3x2 di Cittadella Calzature è più allegra, insomma, è felice. E anch'io. Scegli anche tu la fantastica promozione del Prendi 3 e Paghi 2. Le scarpe più belle, le migliori marche Con la promozione Prendi 3 e Paghi 2. nel polo commerciale di Mister Bianco in via Aldomoro 33. Cittadella Calzature. Prendi 3, paghi 2 e sei felice! E se vuoi solo un paio di scarpe, sconto del 20%. Aperti anche il lunedì mattino. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. E nuovo showroom in via Lenin 59. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 euro. E noi dopo questa breve pausa siamo ritornati sempre in diretta in questo lunedì sera. Mi raccomando, le votazioni fatte solo ed esclusivamente durante la diretta. Buonasera a voi che siete collegati in TV, buonasera a voi che invece ci state ascoltando tramite radio. Sempre 388 8292 885 il numero telefonico che potete utilizzare per fare le vostre votazioni. E vi ricordo che abbiamo già ascoltato Valerio con il brano attuale Io sono qui. Poi abbiamo ascoltato Francesco D'Aleo con il brano attuale Lasciami provare ed Ivano con il brano attuale Adesso vado via. A questo punto però siamo giunti ad un altro momento molto importante della serata. In questo caso a me mi viene da dire, come dire, tanti aggettivi. Se io dico artista, dico comico, dico teatro, insomma può venire in mente solo lui. Facciamo un forte applauso per Enrico Guarneri. Buonasera. Buonasera e benvenuto soprattutto. Anche dobbiamo ringraziare Iano Toro. Sì, Sebastiano Toro, facciamolo figo il nome, Ringraziamo Sebastiano Toro. Ringraziamo i maestri. SOS Tutti i maestri Orchestra che parlano con i telespettatori. Sono talmente bravi i maestri, e lo dico sul serio, che suonano tutti gli strumenti, cioè hanno sorteggiato stasera chi suona la pianola, chi suona la chitarra, ma possono domani fare il contrario. C'è qualcuno che faceva così da dietro. Ciao, che salutava. Sì, c'era qualcuno lì che stava stuzzicando. Sono signorina La Rosa, sono veramente contento e emozionato di aver sentito cantare delle belle canzoni, delle splendide voci, aver sentito Gianni Celeste dal vivo, che non è una cosa che capita tutti i giorni, non so che cos'altro dire. Però le signorine sono vere, vero? Le signorine sono vere, anche se ancora non hanno suonato, però sono vere. Sono vere. No, hanno suonato. Hanno suonato? Ragazze, fategli qualche cosa, fategli un tru-tu-tu-tu, fate qualcosa. Vere, funziona. E fanno bene a rivolgersi alla televisione. Sì. Perché oggi la televisione, credetemi, è tutto. Oggi è una cosa, se non la dice la televisione, non è vera. Posso dire una cosa? C'è mia nonna che guarda la televisione
Ah, Nunnuzza, sentite dire una cosa. Tu questa cosa non la fai. Urissa televisione. Esatto, Urissa televisione. esatto, vedi che come dico io. Oggi se un medico va in qualche trasmissione televisiva 3, 4, 5 volte diventa il medico più famoso d'Italia. È vero. La stessa cosa appena avvocato. Io tempo fa mi trovavo in via Plebiscito. Sì. Io avevo 20 anni che faccio la televisione, quindi dopo 20 anni. Voglio dire. Sta mangiando la carne di cavallo? Sta andando a mangiare la carne? No, stavo camminando su un marciapiede e scendevo da via Plebiscito, sullo stesso marciapiede c'erano due persone che salivano sullo stesso marciapiede. A una ventina di metri uno dei due mi riconobbe e mi fece in segno con la mano come per dire fermati, aspetta. Sei tu? E mi fermai, fermo. E ci fa la mia cosa, ci guarda qui c'è. Chi non mi conosceva. Chi è questo? E ci disse qui è. Ah vai, fermo non ti muovere. Ah vai, chiedo che... chiedo, ma qui è? Cosa? Non si ricordava come mi chiama. Chiedo la televisione. C'era sua moglie a faccia, ci disse Maria, c'è chiedo la televisione. E sua moglie ci disse falla chiamare, cosa che uno non si vede buono. Questo per dire la televisione, la fama, che non è che ci arrestai tanto bene. Direi decisamente, attendista. Però succede. La televisione è tutto, un cantante ha la televisione, giusto? È vero. Perché altrimenti ci pare che è morto, anche un attore di teatro, un attore di cinema, se non fa 1 o 2 passaggi l'anno indovinati, fatti bene, come si deve, la gente dice ma che mosse, ma quello che fine ha fatto? Quindi figuratevi io che mi occupo soprattutto di teatro, perché il teatro è stato sempre il fratello povero tra cinema, televisione, teatro, però insomma. Ma adesso dico, stai preparando tante belle cose? No, adesso stiamo preparando l'Avaro di Molière che andrà in scena a marzo. Sì. Però siccome gennaio e febbraio sono in tournée nazionale, non lo posso preparare. E allora lo prepariamo adesso per poi rispolverarlo una settimana prima di portarlo in scena. Bellissimo, la tournée internazionale. Nazionale. Si gira davvero per tutta l'Italia, Europa. No, Italia, si va a Roma, a Trieste, a Milano, si va a Torino, si va a Bologna, si va a Napoli, a Roma 2 volte andiamo. Sì. Bene, e anche nella capitale, tutto tramite la televisione è importante anche nella capitale. No, la capitale ci accoglie, il teatro siciliano è accolto in maniera straordinaria, veramente oltre ogni più rosea aspettativa. È una bella cosa però questo, perché voglio dire, la comicità secondo me siciliana è bella. È bella, certo. È bella, fa sorridere e poi voglio dire, portare un sorriso, che oggi la vita è abbastanza bisogna filtrarla un poco però, perché bisogna filtrarla non solo nel linguaggio, nella gestualità, perché noi insomma un poco eccediamo. Come dire, un poco troppo. Sì, i nostri gesti devo dire che non mancano, cantriamo un pochino, cantriamo. E poi i siciliani siamo un poco. Una volta un tizio è entrato in un bar verso i 3:30 di pomeriggio, d'estate, non c'era nulla a bar, c'era solo il banconista che si stava leggendo il giornale, invece sto tizio che da buon siciliano un poco s'annacava il culo, lo possiamo dire. Sì, ma sì, ormai è all'ordine del giorno. Il sederino, il sederino. Quindi si avvicina al banconista e ci fa: giovane, mi fai il 3 caffè? Perciò il banconista ci fa: da portare via, signore? No, dice no. Giustamente la domanda nasce spontanea. Sei solo? Dice scusi, ma come mai il 3? No, che non ti preoccupare, uno per me, uno per il gran cornuto di tuo padre e uno per te. Cioè che tu pigliavo, soteravo dietro il bancone e lo massacravo di pugna, di schiaffi, di perate, coppe di bottiglie andate a testa. Che tu sentivo a 4 piedi, uscivo a 4 piedi dal bar, l'indomani alla stessa ora precisa rientrano al bar. Sempre ancora lui. nella faccia aveva i segni dei coppa, delle legnate che aveva pigliato l'anno prima. Un banconista appena ho visto dice: casa siamo là, ci sono. Cristo si avvicina e ci fa: giovane, mi fai 2 caffè? Vabbè, uno in meno questa volta, 2, ok. Cioè che dicesse che 2, non più 3, vero? No, 2. Non ti preoccupare. Uno per mia, uno per 2 gran cornuti di padre, per te niente, che sei troppo refuso. Direi che ci stava.
comicità dei siciliani. È bella la comicità siciliana, e soprattutto tu sei un grande artista. Grazie. Davvero, per noi questa sera averti avuto qui è stato un grande Complimenti onore. per l'iniziativa, perché Catania fermenta, Catania è pullula di cantanti. Ne abbiamo tanti e devo dire che sono anche molto bravi e soprattutto fieri, perché abbiamo delle bellissime voci che delle volte non vengono valutate, non vengono prese in considerazione per quel che in realtà sono, però insomma cerchiamo di dare una mano a questi artisti. Non è facile, però come diceva Morandi, 1 su 1000 ce la fa. Posso dire una cosa? Sì. Ci vuole un po' una botta di culo. Ecco, non l'ho detto io, l'ha serve detto lui. Tutto, quello serve in tutto e per tutto. È vero, per qualsiasi cosa. Un applauso per il pubblico, salutiamo il pubblico. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi. Ad Enrico Guarneri per essere stato qui con noi, spero di riaverti presto. Me lo auguro. E rivivere insieme a te questa bella cosa e portare un sorriso nelle case di tutti i siciliani. Io sono al teatro ecco, ABC, ricordiamolo. ABC di Catania, quindi chi volesse seguirmi al teatro ABC. Grazie. Ciao. Grazie ad Enrico Guarneri, grazie. Ciao maestro. Grazie di cuore. Beh, devo dire che questa sera le emozioni non stanno assolutamente mancando, grande davvero, mi viene da sorridere perché è davvero un grande, non ci sono altre parole, la verità è questo ragazzi, e spero che voi vi state divertendo questa sera insieme a noi in questa sesta puntata. A questo punto però ritorniamo a cantare, mi sono persa, ok? Si ritorna a cantare con un brano classico, Nasere Maggio, canta Nico Mirabile. Quando viene appuntamento, guardo mare, guarda fronte, se ti parlo non risponde, stai distratto come che io ti tengo dentro cuore, sono sempre innamorato, ma te invece vieni sanato e tu stai scordando me. Quando si dice sì, tieni la mente, non sa da morire, no coramante. Tu mi dicesti sì, nasere maggio, e mo ti no coraggio, e me lascia. Sto chiedo non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi dicesti voglio bene solo a te, e tremando mi giuraste con una mano un coppo cora. Non si scorda prima amore, ma tu stai scordando me.
cosa ti fa morire sto cuore amante. Tu mi richiesti una sera maggio e mo di no coraggio e me la sta. Tu mi richiesti una sera maggio e mo di no coraggio e mo la sa. E questo era Nico Mirabile, brano classico, Una sera e maggio. Adesso però si continua, i giurati possono posare le penne perché è arrivato il momento invece di un artista che non è in gara ma che come sapete sarà presente in tutte le puntate del nostro Bella Festival, ormai giunto già alla sesta appunto puntata. Con il brano attuale, O più bello dei regali, canta Simone Toscano. Potremmo voce e se ci pensi e me ne muore solo già per l'emozione. Chi so credevo, chi so pensavo e all'improvviso quando mi esagendo per far sentire questa voce. Che sacrificio che stai facendo, ti scende a presso prima che si schiano i giorni e porta innanzi sta famiglia. Mi so credevo che capitava, io mo la vita non desidero più niente che potesse volere chi io non c'è regalo meglio sto regalo che mi fa tu già 13 anni sono realizzata. Papà e mulesse con ogni passo che puoi facciare da me stai sempre tu. Perché moresse si può distogliere mentre cantasse non gestissi in prima fila meglio tutte vacanze mie. Non c'è regalo meglio sto regalo che mi fa tu. Già 13 anni mi sono realizzata che pure che sei chiuso.
E con Simone abbiamo concluso per quanto riguarda gli artisti più giovani che non sono in gara. Vi ricordo che abbiamo sentito anche Gioele con il brano classico Saracino, abbiamo sentito anche volevo dire Gabriele Giuffrida con Tu fai l'americano, e proprio adesso Simone Toscano con Occhio bello dei regali. A questo punto noi ci fermiamo per un solo istante con l'ultima pausa, ma pronti come sempre a ritornare per l'ultima parte, gli ultimi due artisti in gara. Tutto ciò tra poco. Finalmente è arrivato! Mickey Car, l'autonoleggio che mi soddisfa sempre. Auto sicure e pulite, immediata disponibilità e prezzi convenienti. Mickey Car, alta qualità di noleggio su tutto il territorio di auto, moto e furgoni di piccola e grossa cilindrata, anche per cerimonie. Mickey Car di Francesca Spinale e Michele Di Mauro. A Montepalma in via Lineri 24. Info 095 587 6865. Per un servizio di noleggio altamente efficiente, Mickey Car. SHGS Honda Integra a partire da 30 euro. Il ristorante al Nuovo Mulino presenta La pazzia di Antonello. Mangia catipassa. Menù a 20 euro. Ristorante al Nuovo Mulino. Un posto davvero speciale. Eleganti sale e terrazza estiva per banchetti, ricevimenti, feste particolari o semplicemente per gustare la pizza più buona. Fuori dal caos cittadino, a Trecastagni in via Mulino a Vento 48, ristorante al Nuovo Mulino. 095 780 70 36. Aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Vieni a provare Fulmine, la nostra specialità a base di carne. Da oggi la patata ha un solo nome: Patatì. Adattabile a tutte le preparazioni, ricca di benefici. Patatì la trovi nei migliori punti vendita. Rivenditore autorizzato per la Sicilia, Fortunato Fruit. Mercato ortofrutticolo, box 69 Catania. Strepitoso! PN Serramenti a Gravina di Catania in via Gramsci offre sconti del 30% su 600 modelli di porte interne, finestre, infissi in alluminio e verande a taglio termico, lavori in ferro, ed in più potrete usufruire della rottamazione dei vostri vecchi infissi o verande e la consegna dei lavori è immediata. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42 095 75 45 338. PN Serramenti, stile, design e massima professionalità. Cittadella Calzature! Cittadella Calzature! Wow! Cittadella Calzature! Da quando mia moglie ha scoperto il 3x2 di Cittadella Calzature è più allegra, insomma, è felice. E anch'io. Scegli anche tu la fantastica promozione del Prendi 3 e Paghi 2. Le scarpe più belle, le migliori marche Con la promozione Prendi 3 e Paghi 2. nel polo commerciale di Mister Bianco in via Aldomoro 33. Cittadella Calzature! Prendi 3, paghi 2 e sei felice! E se vuoi solo un paio di scarpe, sconto del 20%. Aperti anche il lunedì mattino. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. E nuovo showroom in via Lenin 59. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 euro. Glitter 3 euro. E finalmente siamo giunti quasi al termine di questa nostra sesta puntata. Abbiamo gli ultimi due artisti in gara e siamo pronti. Si continua a cantare perché adesso tocca ad un brano classico. Tu sei una cosa grande, canta Peppe Fazio. Buonasera.
cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando tu guarda così, sicuro tutto si vede morire, non mi dice e non mi fa capire, ma va perché è divina, la volta sola, sicura tu sai trovare, divina, dammi va bene, conmiglia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non aiuta mai, non bene così grande. È divina, una volta sola, sicura tu sai tremare, divina, dammi va bene, conmiglia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non aiuta mai, non bene così grande, così grande, così grande. Grazie. Ed era Pepe Fazio con il brano classico Tu sei una cosa grande. Adesso siamo giunti all'ultimo artista in gara, si conclude con una voce femminile e con il brano classico di Citinci lui canta Denise. Dici d'ancelle a sta compagna vostra che ci ha perduto un sogno a fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia io non ci ho
E così abbiamo concluso con gli artisti in gara proprio con Denise e la canzone Decidi incillo voi. No, mi viene da ridere perché dalla regia fanno certi gesti che mi fanno sorridere. Va bene, allora abbiamo concluso. Vi ricordo ancora una volta gli artisti che abbiamo appena ascoltato e smettetela da quella parte perché appena scendo da qui le buscate. Abbiamo aperto proprio con Valerio il brano attuale Io sono qui. Subito dopo abbiamo sentito Francesco D'Aleo con il brano attuale Lasciami provare, Ivano con il brano attuale Adesso vado via, poi siamo arrivati a Pepe Fazio con il brano classico Tu sei una cosa grande e adesso proprio Denise Decidi incillo voi. Questi sono gli artisti in gara che abbiamo ascoltato. 388 82 92 885 il numero che potete utilizzare per votare. Adesso tra un pochino vi daremo proprio le votazioni che hanno preso i nostri artisti tramite i nostri giurati, ma ritorna nuovamente qui su questo palco per voi lui, Gianni Celeste. Rieccoci qua, nuovamente insieme dalla regia. Oggi mi stanno facendo sorridere, stanno combinando di tutto e di più, li picchiamo. Allora Gianni, ricordiamo ancora una volta che davvero da pochissimo, proprio fresco. Da pochissimo è uscito il mio nuovo disco, L'Essenza, e potete acquistarlo in tutti i negozi d'Italia. Esatto, così lo facciamo anche vedere alla camera perché davvero... Chi ancora non l'ha acquistato lo faccia subito perché veramente... Uno spettacolo, ne vale la pena. È uno spettacolo. Sai cos'è? Una cosa carina che voglio dirti, perché in radio fanno una cosa: quando mi chiedono Gianni Celeste, mi scrivono addirittura mi fai ascoltare il brano dall'album e mi scrivono anche il nome dell'album, cioè sanno tutto a memoria, davvero. Sono grandi, sono fantastici tutti i nostri ascoltatori, i tuoi fan, perché si ricordano canzone per canzone. Credo che già la maggior parte delle persone... Io ne approfitto per mandare un bacio a tutti. Esatto. Da parte mia. Grande. L'applauso da parte del nostro pubblico. E dicevo, sono sicura che molti già l'hanno acquistato, ma se ancora non l'hanno fatto, fatelo, perché in tutti i migliori negozi d'Italia, dappertutto potete trovare L'Essenza di Gianni Celeste. Fenomenale. Va bene, adesso cosa facciamo? Cantiamo? Cosa ci farai sentire questa volta? Un brano del mio ultimo disco, appunto L'Essenza, che si chiama Non ho dubbi. Gianni Celeste. Ghiaccio ma buoni così li pretendo, che sanno riaccendere un fuoco spento, che guardano il meglio di quello che ho dentro, Mamma, che hanno il sapore di chi mai non mente, che quando le bacio mai nulla pretende, rispetto, eleganza, coscienza in totale, io so cosa c'è, non ho dubbi, voglio te. Senza chiedermi perché tu somigli anche un po' ai difetti che ho, sei un po' come il mio angelo nero, non ho dubbi dentro me, anche il tuo amore mi dice che sei la donna per me, io per sempre con te, senza limiti, amore e follia, mani che quando li sfioro ho i brividi dentro, e se mi accarezzano con sentimento mi spogliano di tutto il male di ieri, fianchi che solo a guardarli risvegliano i sensi, mi sanno far perdere in quei momenti e lasciano intendere tutto il calore che c'è dentro te, non ho dubbi, voglio te. Senza chiedermi perché tu somigli anche un po' ai difetti che ho, sei un po' come il mio angelo nero, non ho dubbi dentro me, anche il tuo amore mi dice che sei la donna per me, io per sempre con te, senza limiti, amore e follia, ma sento che tra noi c'è qualcosa di molto speciale, ripeto che non ho dubbi adesso che condividi insieme a me, chi sta amore che vedevo soltanto si sto insieme a te, si sto insieme a te.
c'è qualcosa di molto speciale ripeto che non ho dubbi adesso che condividi insieme a me ti sta amore che te ma soltanto si sto insieme a te, si sto insieme a te. Chi di noi due sta sbagliando? Chi di noi due va controcorrente? Forse non è colpa tua, forse non è neanche mia, ma che serve poi cambiarsi d'abito se ad indossarlo siamo noi, così diversi ma dentro gli stessi, diversi più che mai, siamo due strade inverse nel cielo il sole più che mai, come montagne immense che non possono mai giungersi, nemmeno il modo di pensare, diversi più che mai, perché aspettare ancora non c'è un'ora che vedi noi, ricordi di un sorriso, un'emozione, il paradiso ormai ha messo fuori il nostro amore. Chi di noi due sta sbagliando? Chi di noi due va controcorrente? Anche se credi di conoscerti, ti accorgi che siamo come il mare. Potrà dirti o può stupirti come siamo noi così diversi ma dentro gli stessi, diversi più che mai, come due strade inverse, il cielo il sole più che mai, come montagne immense che non possono mai giungersi, nemmeno il modo di pensare, lascia stare, non è più il caso di provare più a salvare l'amore che è rimasto sparso dentro il cuore. Se ci penso vorrei stringerti, ma sarebbe come uccidere di nuovo questo amore. C'è troppa differenza tra di noi. Se ci penso vorrei stringerti, ma sarebbe come uccidere di nuovo questo amore. C'è troppa differenza tra di noi. Grazie. Meraviglioso, spettacolo, Grazie. ci siamo divertiti, chi cantava a destra, chi cantava a sinistra, chi cantava al centro, un grande Gianni Celeste sicuramente. Grazie a voi. Sempre complimenti, mi raccomando acquistate l'Essenza se ancora non l'avete fatto perché sicuramente già le conoscono le tue canzoni, ne vale assolutamente la pena di averlo lì e ascoltare e riascoltare tutte le volte che si vuole. Gianni, io ti Ne approfitto per salutare tutti i telespettatori, gli amici che sono qui presenti e i maestri che poco fa mi hanno accompagnato quel brano veramente eccezionale. Cicce. Buonasera a tutti. Grazie Ciao, a grazie Gianni a te. Celeste. Buonasera. Alla prossima, lo ringraziamo davvero di cuore. C'era Zorro che voleva regalato un CD. Ma vattelo a comprare, Zorro. Ah, vabbè. Lui dice che non ci sono money, non ci sono soldini. Vabbè, dopo glielo chiedo io, va bene? Poi dici che non ti voglio bene.
Ecco, sì. Va bene, allora siamo arrivati al termine, è arrivato il momento delle votazioni. Voglio però ricordare gli artisti che abbiamo già ascoltato, che si sono esibiti e che sono in gara. Abbiamo ascoltato Valerio con il brano attuale Io sono qui, abbiamo ascoltato Francesco D'Aleo con il brano attuale Lasciami provare, Ivano con il brano attuale E adesso vado via, e poi ancora Pepe Fazio con il classico Tu sei una cosa grande, Denise con il brano classico Dici Dinci Illu Vui. Ok, non mi sto dimenticando di nessuno, vero? No. E siamo arrivati al momento delle votazioni. Quest'oggi lo farò da sola. Andrò a darvi proprio i primi 3 posti. Come sapete, sempre 388 8292 885. Questo è il numero, ancora potete votare fino a quando appunto non terminerà la puntata. Allora, al terzo posto è arrivato con 38 punti Francesco D'Aleo. Al secondo posto con 39 punti è arrivato Nico Mirabile e al primo posto con 44 punti è arrivata Denise. Queste sono le votazioni di questa nostra stessa puntata. Io ringrazio tutti voi che siete stati insieme a noi, ringrazio sempre l'oratorio della Casa San Filippo Neri che ci ha ospitato, ringrazio le nostre riprese, la photostyle di Davide Musumeci e Nuccio Fuselli, grazie, ringrazio il service, la Colossal, ringrazio ovviamente la nostra SOS Band Orchestra, grazie sempre ragazzi. Ringrazio anche i nostri giurati, il direttore artistico Angelo Mauro, insomma la regia video, il nostro Sonny con anche Alberto e soprattutto il ringraziamento più grande va a voi per essere sempre insieme a noi. Vi ricordo le repliche durante la settimana, ma soprattutto vi do appuntamento per la prossima settimana con la 7ª puntata. Grazie a Gianni Celeste e grazie anche ad Enrico Guarneri per questa loro ospitata. Noi ci rivediamo la prossima settimana, grazie a tutti, una buona notte. Ciao!